Qualche mese fa, 5 studenti hanno convinto la giuria del contest Penso Futuro 2022 con la qualità e la creatività del loro progetto Our Energy, incentrato su energia solare e recupero di aree dismesse a Treviso. Ora i 5 studenti, con in mano il premio Ascotrade per la sfida Energia e Giovani, hanno avuto l'opportunità di conoscere la realtà aziendale di uno dei principali operatori energetici dell'area in cui vivono, assieme ai compagni della quarta amministrazione Finanza e Marketing dell'Istituto Tecnico Economico Riccati Luzzatti di Treviso. La visita è stata promossa da Ascotrade, marchio territoriale di Est Energy, operatore del Nord-Est, quest'ultimo nato dalla partnership tra Gruppo Era e Gruppo Ascopiave. Oggi abbiamo presentato il nostro progetto assieme ai nostri altri compagni, che è intitolato Our Energy, e di fatto prendiamo come riferimento l'energia sostenibile attraverso i pannelli fotovoltaici, guardando però ad un'ottica di un'economia che sfrutta e utilizza i suoli abbandonati. Infatti cerchiamo di dare nuova vita alle strutture abbandonate per cercare di renderle partecipe a uno sviluppo sostenibile in atto nel nostro territorio. È un problema di cui ne viene molto parlato ma mai preso troppo in considerazione, infatti anche con il nostro progetto volevamo proprio rendere partecipe un futuro più sostenibile. Oggi siamo ospiti di Ascotrade, che vogliamo ringraziare per l'opportunità che ci ha dato di poter presentare il nostro progetto. È un'azienda molto grande che comunque ha a che fare una fetta di mercato importante e che anche dal punto di vista dell'energia rinnovabile sta iniziando a lavorare anch'essa per poter essere al passo con i tempi.